Allora, io mi presento, sono Luisa La Vecchia, sono HR Manager e certificata Trainer Development Organization per un'azienda che si chiama EMA SRL, un'azienda che si occupa di progetti ingegneristici a livello worldwide. Con la parola sentiero mi viene in mente tutto quello che è un percorso, parlando di ambito di formazione, per quanto riguarda appunto la formazione, no? Quindi lo studio di come portare la formazione, il training in azienda, da quello che sono appunto i dati, le necessità in azienda, poi la progettazione, l'erogazione. È un percorso che poi mi porterà alla fine ad avere risultati vincenti sia dal punto di vista aziendale che dal punto di vista proprio di employee, quindi di dipendenti dell'azienda. Tutto questo può portare veramente un'azienda a livelli di qualità e fare la differenza nel business, del core business dell'azienda stessa. Ecco, la consapevolezza è una parola estremamente importante, l'essere consapevoli di quello che si fa, di dove si è e dove si sta andando fa veramente la differenza, perché il non sapere dove stai andando finirai poi alla fine per non andare da nessuna parte. Quindi l'essere consapevoli di partire tutti insieme verso un progetto formativo e di sviluppo, soprattutto basato sulla formazione, ci porta a remare nella stessa direzione, verso il successo poi fondamentalmente. Alleanza, ricolleghiamoci un po' ai termini precedenti. Alleanza vuol dire comunque fare gruppo, estremamente importante, perché io sono dell'idea che il lupo solitario non va da nessuna parte, quindi allearsi verso un obiettivo comune poi alla fine fa la differenza.